dire, lavorando ci si vari, da cui poi il corridoio avrebbe continuato il suo percorso fino a Malta, fino alla legittimazione. La richiesta di un governo politico, soprattutto da parte di alcuni esponenti del cosiddetto terzo polo, carità, ne facciamo parte anche noi da alleati. Ieri l'idea era diversa ed era quella di un governo tecnico. Il PD, che è altro alleato essenziale, la prego di farsi avanti, è fermo ad un governo tecnico. Per fare un governo e per sostenerlo e per portare avanti le sue proposte, a cominciare da questo disegno di legge importantissimo di decentramento dei poteri, di creazione dei liberi consorzi che la dottoressa Chinnici come assessore delle autonomie locali ha presentato dopo lungo studio, confronto, elaborazione eccetera, ci vuole la maggioranza, ci vogliono i numeri. Se chiaramente tra questi nostri sostenitori che fanno sì che ci sia questa maggioranza in assemblea c'è un pensiero concorde, si potrà procedere a valutare appunto se una fase nuova si debba aprire. Se mancano i presupposti, che in democrazia sono quelli anche dei numeri, chiaramente io apprezzo, condivido per qualche verso, rispetto le valutazioni che vengono da questo o da quell'altro partito, ma bisogna far quadrare il cerchio. Per quanto riguarda il DDL della dottoressa Chinnici, l'obiettivo è un grande decentramento delle competenze. In quest'ottica, con i tagli ai costi della politica, quale profilo si verrà a creare? Vabbè, io sono convinto che se c'è un centralismo che viene criticato per quanto riguarda i poteri del governo centrale e che produce danni enormi perché c'è la crescita abnorme della macchina amministrativa, leggi, lacci e lacciuoli che poi vengono addebitati ad una burocrazia che ne è l'interprete, e c'è questo centralismo dello Stato, c'è anche un centralismo regionale che peraltro si individua in un apparato regionale elefantiaco, una serie di leggi e leggine che pretendono di regolare anche quasi la vita privata dei cittadini e dei costi complessivi, peraltro si tratta molto spesso di spesa obbligatoria, che non giovano alla Sicilia. Qual è la ricetta o la terapia per affrontare questo male? Il decentramento. Trasferiamo ai comuni e ai liberi consorzi, che sono l'ente intermedio, che secondo questa ipotesi era una previsione dello Statuto, articolo 15, andiamolo a cercare, devono sostituire appunto le province, trasferiamo poteri, personale e risorse, perché a livello locale, dove cioè i cittadini esercitano un controllo più diretto sull'amministrazione, una cosa è controllare ciascuno il proprio sindaco, stimolarlo, invitarlo, spingerlo, vedere quello che fa, come fa lavorare la gente, come spende i soldi, come esercita i poteri. Una cosa diversa è vedere quello che succede a Palermo. C'è una lontananza da parte del cittadino, come c'è dai ministeri con Roma eccetera, che non consente quell'esercizio del controllo e quindi di conseguenza una politica ed una amministrazione che così diventa più virtuosa. Per la verità io credo che questo governo, mi auguro almeno, abbia la caratteristica dell'antisismicità, una costruzione, come dire, secondo le regole che oggi si applicano nella costruzione delle case. Il governo deve fare la sua parte, l'Assemblea esamina una serie di disegni di legge importantissimi, a cominciare dalla nuova finanziaria, che è una finanziaria di riforma profonda dell'essere della Regione, oltre che di tagli, degli sprechi, non certamente delle spese essenziali, non vogliamo toccare la solidarietà e il sociale per esempio, e una serie di riforme in termini di semplificazione degli enti e quant'altro. Ecco, questo è il lavoro che stiamo facendo. Poi se arrivano elezioni politiche anticipate, i cittadini saremo chiamati a votare per. Certamente arriveranno le elezioni per il Comune di Palermo e noi ci auguriamo che i palermitani scelgano un uomo o una donna all'altezza di una sfida difficilissima. Governare Palermo, lo sappiamo bene, lo sanno i palermitani, ma non soltanto loro, sarà una sfida difficilissima, molto complicata. Mi auguro che arrivi la persona giusta, una persona che lavori tanto tempo e che corregga, come dire, una serie di fatti, non voglio definirli neppure errori,
che certamente hanno bisogno di essere corretti. Potrebbe essere la Borsellino? Sarà il candidato che i palermitani ovviamente sceglieranno, peraltro con un sistema elettorale del quale possiamo vantarci. Anche in questo caso si tratta di una legge governata dalle autonomie locali e per questo io mi sento di ringraziare per la sua serenità nel governare la cosa pubblica, oltre che per il suo lavoro, la dottoressa Chinnici che mi sta qua accanto. Avremo il voto confermativo del sindaco. I guasti che possono venire da uomini o donne sconosciuti ai più, che vengono eletti per l'effetto trascinamento delle liste, non ci saranno più. Stavolta il cittadino deve metterci la crocetta e quindi deve conoscere, stimare, apprezzare per la sua credibilità, affidabilità. Non sarà più il signor nessuno, l'uomo o la donna che governeranno questo e gli altri comuni. Io ho detto e ribadisco, si tratta di una proposta che è stata fatta alla Borsellino, si riserva di rispondere l'interessata. Chiaramente esprimeremo una valutazione non sulla persona la valutazione non può che essere estremamente positiva sull'eventuale candidato quando questa candidatura ci dovesse essere. Presidente, mi chiarisca una cosa a proposito della politica, come si fa a conciliare le intenzioni dell'UDC Terzo Polo che dice avviamoci al governo politico e il PD dice no, verifichiamo le alleanze? Indubbiamente bisogna sedersi attorno a un tavolo e a ragionare. Molto spesso in politica, ma anche nella vita, non riteniamo che la politica sia una cosa del tutto avulsa e distinta dalla vita di ogni giorno, ci si siede attorno a un tavolo e si trovano molto spesso ipotesi e soluzioni che magari un minuto prima non riusciamo neppure a immaginare. Nel caso in cui la gestione dovesse preso l'acquisto della società, non si sborsa un euro, senza oneri nella per carità finalizzati